Ore 19, il sole inizia a calare sulla cittadina sandonatese e alla polizia locale prende servizio il terzo turno. Si tratta di un turno serale e notturno voluto dall'amministrazione comunale che da tempo ha cercato di avviare per garantire alla cittadinanza, anche durante la sera e la notte, un'azione preventiva e di contrasto verso il degrado urbano, le violazioni del codice della strada e i vari comportamenti illeciti. Il nuovo servizio prevede 4 operatori per ogni turno, che operano dalle ore 19 all'1 dal 31 luglio all'11 di ottobre e dalle ore 18 alle ore 24 dal 12 ottobre al 31 dicembre. Ieri sera li abbiamo affiancati con le nostre telecamere per scoprire come viene presidiato l'esteso territorio di Sandona di Piave. È stata un'estate calda sotto tanti punti di vista e l'abbiamo anche letto sulle cronache locali, per cui stiamo cercando di presidiare il più possibile il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Dal rispetto delle norme del codice della strada al presidio dei punti più sensibili della città, come sottopassi ferroviari, parchi cittadini, il centro stesso e le periferie. È vasto il territorio sotto il controllo degli uomini di polizia che quotidianamente investono il massimo impegno per far fronte alla necessità dei cittadini di sentirsi al sicuro, anche se da taluni vengono percepiti come oppressori invece che difensori. In questo momento stiamo facendo un posto di controllo di polizia stradale, in particolare stiamo attenti a verificare proprio le condotte di guida che devono sempre essere improntate alla sicurezza. Più tardi ci sposteremo in centro e faremo un pattugliamento a piedi delle aree centrali, in particolare delle aree verdi, dei giardini Agorà, dell'area Golenale e delle aree magari che sono state segnalate dai cittadini come i sottopassi di via Ereditari, il sottopasso alla stazione ferroviaria, l'area di pertinenza alla stazione ferroviaria, per la presenza di situazioni che sono state segnalate come oggetto di attenzionamento da parte nostra. C'è quindi anche un ascolto da parte vostra di quella che è l'esigenza di sicurezza del cittadino? Assolutamente sì, stiamo cercando di essere presenti sul territorio proprio per garantire anche una certa vicinanza con la cittadinanza. Presenza sul territorio che da quest'estate è partita anche con il terzo turno, ora ci sarà anche un incremento di organico per voi? Sono arrivate 3 nuove unità, in questo momento stanno facendo un corso di formazione, ce l'abbiamo qualche giornata a settimana, da ottobre saranno con noi tutti i giorni, per cui inizieranno anche loro a svolgere l'attività istituzionale che svolgiamo quotidianamente. Che percezione avete avuto sulla sicurezza di Sandona in quest'ultimo periodo? Noi stiamo facendo il possibile per dimostrare che siamo presenti. Ricordiamoci sempre che la polizia locale ha molte funzioni legate alle competenze dei comuni, per cui stiamo dando il massimo per essere presenti pur nella complessità dell'attività che svolgiamo e che dobbiamo seguire. La difficoltà sostanziale di tenere in sicurezza un territorio è proprio quella di cercare di creare appunto sicurezza. Questo si può fare benissimo innanzitutto coinvolgendo le famiglie, perché qui abbiamo anche un problema oltre che di insicurezza, anche un problema sociale, ma su questo noi puntiamo anche sul fare prevenzione. Questo significa benissimo utilizzare le forze che abbiamo in campo, perciò polizia locale, i rangers che fanno il nostro controllo del territorio, la videosorveglianza, ma soprattutto le pronte e puntuali segnalazioni del cittadino, che sono parte comunque attiva della sicurezza del territorio di Sandona di Piave. Ecco, tanto discusso è stato anche il tema dei ranger. Per Sandona cosa vuol dire? Cosa significa? Che valore ha affidarsi anche a dei professionisti esterni? Allora, per Sandona sicuramente è un valore aggiunto. Questo perché dà quel senso di deterrenza nei luoghi più critici di Sandona. Certo che vedere le pattuglie che passano a piedi anche con l'unità cinofila dà un po' più un senso di deterrenza. In questo momento il territorio sandonatese è coperto da una buona rete di videosorveglianza? Sì, abbiamo una copertura buona di tutta la rete di Sandona, abbiamo ancora dei punti scoperti. Non è facile, perché coprire un territorio così ampio è difficilissimo, sia per fatto di costi che per fatto di gestione di tutte le linee dati che poi devono essere implementate e che devono arrivare in centrale operativa, però abbiamo una buona copertura. Le zone del centro cittadino sono coperte e i parchi, si prevede di coprirli? È un punto che stiamo cercando di valutare, perché non è facile coprire un parco che prettamente poi non è illuminato particolarmente e è anche difficile poi la struttura dei dati farli arrivare sui parchi, non è facile questa cosa qui.